Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi ricetta sicilianissima, faremo i cucciddati, che è fico. Sono praticamente dei biscotti, le buccellate ripiene di fico, mandorle. Dico subito quali sono gli ingredienti che ci servono per andare a formare il nostro impasto per le cucciddate, così possiamo andare avanti con la ricetta. Per prima cosa mettiamo nella prenatale la foglia, possiamo benissimo pure farlo a mano, ma io accelero sempre, e mettiamo tutta la farina, lo zucchero, lo strutto e il sale. Mettiamo pure già la scorza del nostro limone biologico e la bustina di vaniglia. Proseguiamo e facciamo impastare fino a quando i nostri componenti non si amalgano per bene tra di loro. Una volta che i nostri ingredienti sono amalgamati, andiamo ad aggiungere le uova una alla volta. L'ammoniaca. Se non volete utilizzare l'ammoniaca potete benissimo utilizzare il mortarcalo o il lievito per dolci. Una volta che si sono amalgamati gli ingredienti iniziamo ad aggiungere il latte poco alla volta. Io per ora ne sto utilizzando 250 ml, ma in realtà queste ricette così antiche da nessuna parte c'è scritto quanto è il liquido necessario da andare ad inserire. Quindi procediamo poco alla volta fino a quando vediamo che il nostro impasto raggiunga la consistenza desiderata. Abbiamo utilizzato all'incirca 80 ml di latte, ma voi andate sempre a occhio. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, molto setosa. E andiamo a lavorare con le mani, come vedete non si appiccica alle mani. È un impasto molto soffice. Questo è l'impasto che dovrete ottenere. Apriamo con pellicola trasparente e mettiamo a riposare in frigorifero per minimo mezz'ora. Per prima cosa occupiamoci di fico e mettiamolo in ammollo con abbondante acqua calda. Dopodiché tostiamo le nostre mandorle. Dopodiché i fichi avevano questa puntina del torsolo, andiamola a prelevare e andiamo a frullare i nostri fichi. Potete fare anche questa operazione a coltello oppure potete decidere di farlo con un tritacarne. Una volta che abbiamo ridotto le nostre fichi secche andiamole a mettere nella ciotola e andiamo ad aggiungere estratto di vaniglia. Io non metterò zucchero perché già abbiamo la marmellata che è dolce. Riduciamo in polvere anche le foglie di alloro, aggiungiamole al composto insieme alle gocce del cioccolato e amalgamiamo bene. A questo punto possiamo andare a riprendere il nostro impasto e andare a formare i nostri biscotti. Ci aiuteremo a stenderlo con 2 foglie di carta da forno, perché non voglio andare a mettere altra farina e cambiare la consistenza del nostro composto. Prendiamo una porzione di impasto, l'altra ricopritela per non farla seccare e ce la a stendere. Abbiamo steso il nostro impasto, adesso togliamo l'eccesso, lo mettiamo di lato e andiamo a mettere un po' di composto. Qui formiamo una linea. A questo punto arrotoliamo i nostri biscottini e andiamo a tagliarli a tocchetti, farò lunghi di 3 cm circa.
Dopodiché andiamo a praticare dei disegnini come più meglio preferite e li posizioniamo nella nostra placca da forno. Adesso andranno in forno 200 gradi, forno statico preriscaldato per circa 15 minuti. Averli messi in forno a 200 gradi, forno statico per 15 minuti circa. Controllate sempre, la cottura devono essere poco dorati sopra. Andiamo a farli raffreddare e una volta raffreddati preparatevi del ghiaccio reale. Se volete la ricetta ve la posto qui sopra e nel video degli omini di pan di zenzero. Con un pennello andiamo a bagnare la superficie, dopodiché potete mettere della codette zuccherata, della codette colorata oppure io userò delle scaglie di mandorle. Adesso non ci resta che fare la prova assaggio. Ragazzi, l'impasto è buonissimo. La ricetta dell'impasto è di mia zia, è la zia di mio marito, zia Angela, grazie, bellissima ricetta. Questa è una ricetta antichissima perché tua mamma gliel'ha tramandata e credo che a sua volta la nonna gliel'ha tramandata alla mamma e viceversa e così via. Ragazzi, una bontà. Buono buono. Rifatela. Io rispetto alla ricetta di mia zia ho cambiato l'interno, nel senso che ho aggiunto della marmellata e delle scaglie di cioccolato, ma tutto il resto è uguale a come li fa lei. Ricetta antichissima, stra originale, ragazzi, buonissima. Potete anche evitare di mettere la marmellata. Buoni 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 buoni, rifateli. Grazie ancora per aver guardato tutto il video. Se vi è piaciuta questa videoricetta mettete un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Condividetemi sui social Instagram e Facebook. E che dire ragazzi, questa è l'ultima ricetta natalizia per quest'anno. Dalla cucina del cuore è tutto, buone feste, alla prossima videoricetta, ciao!